Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il notiziario di Chioggia Azzurra di oggi, giovedì 9 ottobre. Finalmente le forze politiche del centrodestra hanno trovato un accordo nella figura di Alberto Stefani come rappresentante della coalizione del centrodestra per la regione del Veneto, la presidenza della regione del Veneto. Ovviamente, essendo un uomo della Lega, noi siamo fieri, contenti e consapevoli delle sue capacità, delle sue funzionalità e ovviamente saremo al suo fianco in questa partita che vedrà appunto il Veneto ancora protagonista e ovviamente il centrodestra e la Lega con esso. Al Mix Market a Chioggia trovi tanti sapori che sarai curioso di assaggiare. Formaggi, salumi, succhi di frutta dai gusti mai assaporati e torte goduriose per far la felicità del tuo palato. Comincia dai sapori più sfiziosi il tuo viaggio gastronomico verso l'est europeo. Mix Market a Borgo San Giovanni, Chioggia, Venezia. Oggi in 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo è stata incardinata la proposta di legge che porta la mia prima firma sullo status delle comunità marine e lacuali. Si tratta di un passo importante che avevo già annunciato nel summit del G20 Spiagge ad Alghero, dove avevo raccontato il percorso di questa proposta e oggi finalmente si avvia l'iter in Commissione. Voglio ricordare che il G20 Spiagge è un network di comuni che hanno più presenze turistiche in Italia, che si incontra per discutere e trovare soluzioni per dare la migliore gestione ai territori che hanno un'alta pressione turistica, le cosiddette città fisarmonica. Alle città marine abbiamo aggiunto anche i laghi, avendo gli stessi problemi di pressione turistica. Ecco, questa proposta di legge è stata sottoscritta da tutti i capigruppi di maggioranza della 10ª Congressione, ai quali si sono aggiunti moltissimi parlamentari del centrodestra, pertanto dà un ampio sostegno. Ha avuto un percorso lungo di ascolto, 6 anni di lavoro fatte dal network del G20 Spiagge, in collaborazione con gli stakeholders, con l'ascolto delle regioni, ma anche coinvolgendo in fase di interlocuzione parti del governo. Pertanto direi che siamo assolutamente a buon punto, siamo arrivati al momento di mettere a terra questo progetto. Ricordo che riguarda un segmento turistico che contribuisce in maniera sostanziale per il PIL. Io vengo dal Veneto, per cui una regione turistica che per il turismo si classifica e si guadagna posizioni da record. Pertanto questa proposta di legge ora rimane aperta a quella che è la fase di ascolto per eventuali emendamenti che possano migliorarla. Non siamo riusciti a coinvolgere fino in fondo le opposizioni, pur avendo iniziato un percorso assieme, però insomma contiamo che presto possa diventare legge e dare appunto ai comuni, alle località marine di lago questo status speciale per poter diventare degli interlocutori diretti con il governo, proprio per soddisfare quelle esigenze che possono permettere di rimanere competitivi per quanto riguarda la parte turistica, aumentare la sostenibilità di questi territori e portare benefici anche per i residenti di questi territori. Il caffè del mare, un luogo dove ogni momento si trasforma in un'esperienza gustosa e appagante da vivere in coppia o con gli amici, immersi in un'atmosfera accogliente, vivace e inconfondibile. Sarai accolto con il sorriso, seguito con cura e consigliato con professionalità, perché per noi ogni ospite è speciale. Caffè del Mare, Via delle Nazioni Unite 56, Isola Verde, Chioggia. Leggiamo sui nostri competitor, esattamente sulla nuova scintilla, che l'aperitivo ittico che si tiene il sabato mattina al mercato ittico è aperto al mondo della pesca
e a quanti vi sono coinvolti, ma anche ai cittadini che vogliano condividere qualche momento in questo ambiente così speciale. Un'iniziativa che comunque continua a mantenere un che di misterioso, anche in quanto stiamo chiedendo spiegazioni alla stessa SST e veniamo rimbalzati senza che ci venga data alcuna spiegazione. Per quanto ci riguarda, l'iniziativa resta quindi avvolta nel mistero, anche se abbiamo visto le immagini dell'evento a cui ha partecipato lo stesso vescovo, Monsignor Giampaolo Dianin, in quanto evento sponsorizzato dalla diocesi di Chioggia, Apostolato del Mare. Quello che ci chiede anche ora chi ha visto le pubblicità dell'evento è il suo scopo. Qualcuno azzarda che, essendo ora un periodo preelettorale, la serie di iniziative possa avere un retroscena politico e sostenere un eventuale candidato leghista, visto il legame con la Lega dell'amministratore unico di SST e del mercato ittico Vincenzo Viapiano. Ed è strano che ad un evento che riguarda il mondo del mare e della pesca non sia mai stata presente l'assessore alla pesca Serena De Perini, Forza Italia, la quale sembra non essere neppure a conoscenza della cosa. Sempre la nuova scintilla rivela che l'evento si sta evolvendo, dagli inviti personali rilasciati ai primi incontri si è passati al passaparola e si prevede che si arriverà a coinvolgere anche circa 200 persone nello stesso evento. A tali incontri intervengono anche ricercatori, aprendo dialoghi e innescando confronti. Eventi poliedrici li descrive il settimanale, una buona cosa quindi, che comunque resta avvolta nel mistero. Perché ci chiedono e ci chiediamo SST investa soldi e tempo in una tale iniziativa, se poi a tale iniziativa non viene data quella diffusione e quella luce che sicuramente meriterebbe, e rimbalzare la stampa giorno dopo giorno da un ufficio all'altro, quasi a voler sfuggire dal dare spiegazioni, impedisce che l'evento abbia la giusta eco che elevi il mercato ittico in un piano diverso. Gli operatori del mercato si chiedono se è così che vanno spesi i soldi che versano al mercato stesso, per bicchierate, in compagnia, fini a se stesse. Probabilmente l'evento nasce con le migliori intenzioni, ma rischia di avere un peso ben inferiore del potenziale che potrebbe avere. Inoltre, la mancanza di trasparenza sulle sue finalità, per quanto in buona fede, rischiano di indispettire. Che sia per una pizza fragrante, un hamburger succoso, una porzione di patatine croccanti o un'insalatona fresca e ricca, al passaparola c'è sempre qualcosa di buono. Un posto accogliente, allegro e perfetto per stare in compagnia, tra amici, in famiglia o con chi vuoi tu. Scopri le bruschette sfiziose e i menù per tutti i gusti. Ti aspettiamo al passaparola per una serata senza pensieri, tra buon cibo, risate e relax. Passaparola, lungomare Adriatico 32, sottomarina di Chioggia, Venezia. La manovra economica che il governo Meloni porterà lunedì 13 ottobre in Consiglio dei Ministri rappresenta un passaggio cruciale per l'Italia, non solo sul piano politico, ma soprattutto su quello economico e sociale. Le cifre in gioco sono chiare. Una base di 16 miliardi di euro costruita principalmente con tagli alla spesa dei ministeri e qualche misura di entrata, destinate a finanziare interventi sul fisco, sul sostegno alla famiglia e sulla tenuta del sistema previdenziale. Le priorità elencate dal governo, dal taglio dell'IRPEF per il ceto medio all'ampliamento delle politiche per la natalità, fino al congelamento dell'aumento di 3 mesi dell'età pensionabile, appaiono condivisibili nella logica di sostenere consumi e inclusione sociale. Ma la domanda restano due. Saranno sufficienti a rilanciare la crescita? E soprattutto, quale visione di medio-lungo termine guiderà queste scelte? Da un lato, Confindustria ha alzato i toni, con il presidente Orsini che dice senza un piano serio sull'energia e sugli investimenti l'Italia rischia di restare indietro. L'esempio della Spagna, dove l'energia ha raggiunto addirittura prezzi nulli o negativi, mostra quanto la competitività si giochi sui fronti ben più strutturali del mero alleggerimento fiscale. Le imprese chiedono certezze e condizioni per correre, un sistema energetico sostenibile, infrastrutture moderne, incentivi all'innovazione. Anche il mondo assicurativo ricorda il proprio ruolo sociale, chiedendo stabilità normativa per continuare a investire nell'economia reale. Dall'altro lato, l'Istat ricorda che questa manovra non avrà effetti tangibili sul PIL nel 2026. L'impatto infatti sarà neutro, con un lieve effetto espansivo solo nel 2027-2028.
Una constatazione che obbliga a riflettere. È vero che la prudenza nei conti pubblici, sottolinea anche Renato Brunetta, che è un economista molto famoso, ha raccolto apprezzamenti dai mercati e dalle agenzie di rating. Ma rigore e stabilità non bastano se non si trasformano in crescita reale e in nuova occupazione. Il nodo è tutto qui. Rigore e sviluppo devono camminare insieme. Non si può rinunciare alla disciplina di bilancio in un contesto internazionale instabile, segnato da inflazione, tensioni geopolitiche e rischi finanziari. Ma non si può neppure accontentare di una manovra leggera che sterilizza problemi senza affrontarli. Servono quindi scelte coraggiose per stimolare gli investimenti privati e pubblici, sfruttare le opportunità dell'intelligenza artificiale, completare il PNRR e costruire un nuovo patto tra Stato, imprese e lavoratori. La prossima manovra sarà dunque un banco di prova politico ed economico. Se saprà andare oltre la logica delle misure tampone, potrà rappresentare veramente l'avvio di una stagione di crescita solida. Se resterà invece prigioniera dei vincoli di bilancio senza visione, rischierà di non incidere né sui consumi né sulla produttività. E questo è un grave rischio per l'Italia. Per questo è fondamentale che la legge di bilancio diventi il punto di equilibrio tra prudenza e coraggio, tra sostenibilità e sviluppo. È l'unica via per restituire al Paese fiducia, competitività e slancio. E noi come Italia di questo abbiamo bisogno, in questo momento specifico della nostra storia. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Oggi siamo a Adria, siamo al centro commerciale Il Porto, abbiamo l'area manager Filippo Lazzarini e il direttore qua del centro Nicolò Destro. Complimenti intanto di questo centro, eravamo già venuti altre volte ma vediamo sempre molto entusiasmante, molto solare, luce, gente, tutto quanto. Veramente Andrea, grazie di essermi venuti a trovare anche qui al centro commerciale Il Porto di Adria. Ho l'onore e il piacere insomma di essere area manager, quindi di seguire e supportare le direzioni di questi centri commerciali. Siamo pronti per anche in questo centro commerciale insomma un compleanno, organizzare un compleanno spumeggiante. Saremo a fine novembre, adesso qualche dettaglio ve lo svelerà il direttore Nicolò, però davvero un anno che andremo a terminare con degli eventi importanti per portare gente, per anche far ovviamente avvicinare la clientela da oltre bacino d'utenza. Sicuramente un palinsesto anche per Natale ricco di appuntamenti interessanti. Stiamo valutando anche qualche casetta per creare anche quella attrazione legata ai dolci, ai gusti del Natale, perché no, qualche sorpresa ce l'abbiamo sempre dietro l'angolo. Quindi ecco, faccio svelare al direttore un appuntamento che sarà appunto, partirà da fine ottobre e ci porterà fino al taglio della torta per fine novembre. Sì, quest'anno abbiamo deciso invece che una data sola, il compleanno lo festeggeremo per la durata circa di un mese, festeggeremo i 33 anni e quindi avremo un evento settimanale da partire da fine ottobre fino a fine novembre, che chiuderemo al sabato 29 novembre con il taglio della torta e un ospite d'eccezione, che veramente stiamo cercando qualcuno di simpatico, di conosciuto, del nostro territorio, quindi davvero seguiteci, ecco, sulle pagine social, davvero, e continuate a seguire anche Chioggia Azzurra, ecco, vediamo sicuramente molto volentieri le visite del nostro Andrea, ma venite a scoprire soprattutto i negozi di questo centro commerciale, veramente mi piacciono moltissimo, ci sono delle insegne importanti internazionali e nazionali, davvero un centro commerciale storico ma allo stesso tempo importante, con grande esperienza. Vi aspettiamo qui al centro commerciale Il Porto di Adria.
Perini SRL, attrezzature alberghiere, ti segue prima, durante e dopo la vendita. Con 50 anni di esperienza nell'Horeca, studia ciò che è meglio per le tue esigenze, nell'attrezzatura e nell'arredamento per offrirti un ambiente pratico, confortevole e bello, e negli impianti per permetterti di ridurre tempi e costi, curando i dettagli e creando per te e il tuo staff un ambiente funzionale, piacevole per la tua clientela. Perini SRL, Viale Mediterraneo 562 Chioggia. Contattaci al 339 79 28 419. Bene, siamo al centro commerciale Il Porto di Adria, qui abbiamo Rudy Barbigian, che è il presidente del comitato qua degli esercenti, centro commerciale. Complimenti per il tuo negozio, ma anche tanti negozi che abbiamo visto molto belli. Sappiamo che avete un evento particolare in vista. Sì, abbiamo il compleanno, quest'anno festeggiamo 33 anni della presenza del centro commerciale e vogliamo festeggiare nel miglior modo possibile, soprattutto cerchiamo di dare un evento che durerà circa un mese, vuol dire, cioè 33 giorni mi pare per l'esattezza, i 33 giorni del nostro centro commerciale, 33 giorni degli anni del centro commerciale. Noi siamo contenti di poter festeggiare questa data, non so se avete visto l'esterno, abbiamo iniziato da circa un anno ormai un restyling che ci porterà anche un restyling all'interno della galleria in breve tempo e siamo veramente contenti di poter dare al cliente sempre qualcosa in più. Stiamo facendo la nuova insegna che andrà nella parte esterna del centro commerciale e che verrà ultimata entro qualche giorno. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Maxifrutta da Roberto, in Viale Mediterraneo a Sottomarina, la casa del fresco. Qui trovi i migliori tagli di carne, frutta e verdura sempre fresca, formaggi e salumi di qualità. Ottima la qualità, ottimi prezzi e superlative le offerte. Maxifrutta da Roberto, Viale Mediterraneo 693. Contattaci allo 041 49 66 081. Maxifrutta da Roberto. Augurandovi una buona giornata, vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News, la pagina Facebook Chioggia Azzurra e soprattutto il canale YouTube Chioggia Azzurra. Iscrivetevi, attivate le notifiche, lasciate un like e continuate a seguirci. Ciao a tutti!